apripista dopo la circolare del Ministero della Salute che dà il via libera ai test antigenici. Oggi arriva alle regioni l'indicazione di rendicontare nei bollettini anche gli esiti dei test rapidi. La marca trevigiana Laboratorio nella lotta al Covid, il primario della microbiologia Rigoli incassa l'ok ai test antigenici, ma dice non ci fermiamo qui, pronto il macchinario che dà l'esito in 3 minuti. Il grido delle imprese, del terziario nella Marca, della ristorazione e del turismo, l'appello del presidente Ascom, servono indennizzi, non ristori e vanno sganciati dalla logica delle zone colorate. Un atto di responsabilità e amore, così il vescovo di Treviso Monsignor Tomasi definisce la scelta della vaccinazione, riprendendo le parole del Papa Francesco che ha parlato di scelta etica. Interrogazione urgente al governo ad annunciare il senatore Dem Ferrazzi dopo il video dei rifiuti interrati in un cantiere della Pedemontana d'Altivole. Prima relazione intanto della regione, si tratta di sacchi di plastica per calce non in uso nel cantiere. La degnazione a Mogliano nel quartiere San Marco, una residente trova la casa svaligiata e messa a soqquadro dai malviventi, la rabbia e l'appello, state attenti. Lutto nel mondo del giornalismo e della cultura, è morta a 90 anni. Vittoria Magno fu la prima donna assunta in un quotidiano in Veneto, una vita al Gazzettino, il ricordo di Zaia, è stata una pioniera. Santa Maria del Rovere, l'appello al comune di Treviso da parte dei residenti di via 55° Reggimento Fanteria alle prese con i danni causati dalle radici degli alberi. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. Allora, subito, come sempre, il dato del conteggio dei nuovi positivi del bollettino dell'azienda Zero, il dato delle ultime ore delle 17 è computato insieme al dato di questa mattina. Ecco, vedete in questo momento il dato delle 17 è 816 nuovi positivi in Veneto, 176 a Treviso, vanno sommati ai dati degli ultimi bollettini e quindi il totale nelle 24 ore è di 1777 nuovi casi positivi in Veneto, 333 nella Marca. Il numero dei decessi è sempre purtroppo alto, nelle 24 ore in Veneto di 54 decessi registrati, nella Marca trevigiana di 8 decessi registrati nelle ultime 24 ore. A proposito dei conteggi, il Veneto apripista ancora dopo l'ok del Ministero della Salute, il via libera, la validità dei test rapidi antigenici. Arriva oggi alle regioni in tutta Italia l'indicazione del Ministero di rendicontare nei bollettini anche gli esiti dei test rapidi. Sentiamo. I dati nazionali relativi al computo dei casi di Covid-19 dovranno tener conto dai prossimi giorni anche dei positivi rilevati con i test antigenici rapidi, quelli di cui il Veneto fa un ampio uso da mesi, come fortemente voluto dal direttore delle microbiologie Roberto Rigoli. Dopo il via libera del Ministero della Salute, che ne ha riconosciuto, al di là di ogni discussione o polemica, la validità, la legittimazione arriva anche sul lato pratico. Le regioni dovranno rendicontare separatamente il numero di test antigenici effettuati rispetto ai test molecolari. Il dottor Rigoli però preferisce non parlare di vittoria. Assolutamente no. Io penso che ognuno di noi rappresenti rispetto alla pandemia un granello di sabbia e dobbiamo metterci insieme tutti quanti per cercare di contrastarla. Quindi non credo che sia una vittoria, è un confronto ragionevole di come andare avanti. La circolare del Ministero riconosce valenza e ambito di utilizzo ottimale dei test antigenici di prima, seconda e anche terza generazione. Chiarisce in maniera molto trasparente come andare avanti ed è utile per uniformare gli approcci. Diciamo che in questo senso il Veneto ancora una volta dimostra di aver fatto le scelte giuste. Un passo su una strada che rimane comunque lunga e in continuo rapido aggiornamento. Alla microbiologia si stanno già utilizzando nuovi test come questo apparecchio in grado di processare 5 campioni per volta. Questo qui si mette una goccia in questo punto qua, dopodiché la goccia per capillarità va avanti, c'è tutta una serie di reazioni e con il sistema di fluorescenza amplificata viene rilevato da questo sistema e diciamo che la risposta è in 3 minuti. È ovvio che la tecnologia va avanti, cioè non ci fermiamo. Fra 2 mesi ci sarà una nuova tecnologia. In questi mesi qui noi abbiamo delle evoluzioni nell'ambito della diagnostica del Covid-19
che equivalgono in passato a 4-5 anni di evoluzione. L'accelerazione è massima e non possiamo rimanere fermi. C'è il fronte sanitario, cui torneremo fra poco parlando dei vaccini, ma poi c'è anche il fronte economico. Oggi si registra il nuovo grido delle imprese del terziario, dalla ristorazione al turismo. Nella Marca una vera e propria bomba sociale innescata. Il presidente di Ascom Confcommercio dice servono indennizi, non ristori, e vanno sganciati dalla logica delle zone colorate. Noi registriamo 20.000 posti di lavoro a rischio e oltre 2.000 imprese a rischio. Ci sono il 20% delle nostre imprese che sono segnate, l'80% è in difficoltà e il 20% è segnato se non si interviene subito. Dalla ristorazione al turismo, dal commercio ai servizi, lo scenario da incubo per il terziario è concreto, concretissimo. Se il 2021 potrebbe essere forse l'anno di svolta nella lotta sanitaria al virus, la guerra economica deve essere ancora combattuta. Eppure, ribadiscono i vertici di Ascom Confcommercio, il governo doveva e poteva muoversi meglio e si può ancora fare. Ristori subito? Sì, ma più che ristori devono essere indennizi legittimi corrispondenti al fatturato perduto e soprattutto va cambiato un sistema sbagliato. Non vanno ancorate alle zone, vanno ancorate alle effettive perdite di fatturato delle imprese. Mi spiego, all'interno della stessa zona, quindi di una zona dello stesso colore, vi sono attività che lavorano come prima e più di prima e vi sono attività che non lavorano. All'interno di zone di colori diversi vi sono attività che non lavorano indipendentemente dal colore della zona alla quale appartengono. Un cambio che si potrebbe concretizzare velocemente. Semplicemente la nostra Agenzia delle Entrate ha con i corrispettivi elettronici in tempo reale il fatturato giornaliero delle nostre imprese. Bene, dal 1° di marzo 2020 al 1° di marzo 2021, che ormai è alle porte, è un anno di pandemia economica. I numeri li abbiamo in tempo reale, si calcoli quali sono le perdite di fatturato dell'anno 2020 sugli anni precedenti, sulla media degli ultimi 2 anni, degli ultimi 3 anni, come si vuole, e si ristori, si indennizzi ciò che è stato perso, perché questa perdita è avvenuta per un pregiudizio che è stato arrecato nei confronti di queste imprese, non per loro responsabilità. Certo, c'è una gestione di pandemia sanitaria da considerare, ma è una causa esterna. Perché non si è fatto prima? Forse mancano le risorse, sottolinea Ascom, o forse la volontà politica. Probabilmente c'è la convinzione che i piccoli in qualche modo se la potranno cavare. Non è così. In ogni caso, la ripresa economica vera potrà iniziare solo dopo che il virus sarà, se non sconfitto, almeno contenuto, con la sola arma al momento disponibile. L'unica soluzione che abbiamo è proprio quella della vaccinazione, che deve essere il più veloce possibile. Allora, la vaccinazione, la somministrazione di vaccini in Veneto è salita all'81% rispetto alle dosi attualmente a disposizione, quindi si procede a ritmo sostenuto nell'ULSS 2. L'imponente campagna a cui ci si prepara per immunizzare la popolazione sfrutterà l'esperienza già fatta in passato con meningite e influenza, insomma una macchina ampiamente rodata. La macchina vaccinale in atto però è rodata e questa diciamo è la mia soddisfazione, se posso dire. Non si è fatta trovare impreparata la Marca Trevigiana alla campagna di vaccinazione anti-Covid iniziata con personale ospedaliero, ospiti e operatori delle case di riposo, quindi i medici di base. È destinata a trasformarsi in una immunizzazione di massa che coinvolgerà la popolazione. Anna Pupo, colonna del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS 2, incarico che lascia per prendere servizio all'ULSS 4 di San Donà di Piave, ripercorre i passaggi non facili che hanno prodotto quel bagaglio di esperienza che ora gli operatori possono spendere nella lotta contro il Covid. La provincia di Treviso aveva un'esperienza di vaccinazione di massa, diciamo, a partire dall'epidemia di meningite del 2008, che avevamo organizzato in poco tempo vaccinazioni per un grossissimo numero di persone. Poi questa esperienza l'abbiamo ripetuta nella campagna di vaccinazione degli adolescenti nelle palestre a maggio e giugno. Ma è stata la campagna anti-influenzale che ha coinvolto gli over 65, la prova generale dello sforzo che si sta per compiere ora.
Per la prima volta abbiamo collaborato insieme al personale non vaccinatore, cioè personale infermieristico del distretto e poi questa volta anche dell'ospedale. Abbiamo messo insieme una nuova organizzazione che prevede una collaborazione tra servizio igiene e sanità pubblica, personale vaccinatore del servizio igiene e sanità pubblica e o distretto o ospedale con personale infermieristico loro che hanno imparato a vaccinare. Adesso questa nuova organizzazione potrà essere utilizzata in maniera molto proficua per l'attività enorme che ci sarà di vaccinazione nei prossimi mesi. Intanto si discute di una proposta, si parla anche di una ipotesi al vaglio di procedere con una certa urgenza a vaccinare docenti e studenti delle scuole superiori per consentire un rientro in presenza in aula dei ragazzi. Il problema, insomma, delle scuole superiori ancora congelate con la data. C'è anche una proposta su questo da parte del Partito Democratico in Consiglio regionale. Cosa ne pensano i trevigiani? Sentiamo. Cosa pensa dell'ipotesi di vaccinare dopo infermieri e medici e anziani, studenti e gli insegnanti per poter riaprire le scuole? Che sarebbe un'ottima idea, riuscendolo a fare sarebbe una cosa ottima, insomma. Mi sembra che sia la soluzione più immediata e la reale soluzione. Non penso che ci sia molto da aggiungere, anche perché credo che un veicolo siano stati proprio i giovani che hanno portato magari il virus in casa. Che sono più insieme per fare il contagio i bambini. Sicuramente la scuola è uno dei pilastri importanti e quindi bisogna difendere sia i ragazzi che i professori. Da quello che ho capito i vaccini possono essere fatti dai 16 anni in su, per cui la fascia sarebbe un po' piccola. Chiaro che capisco l'esigenza per i genitori di mandare i propri figli alle superiori, però anche molti genitori secondo me non farebbero fare il vaccino e il bacino d'utenza sarebbe troppo ristretto. Ritengo che sia doveroso anche quello, però secondo me ci sarebbero delle categorie più urgenti da vaccinare prima dei ragazzi. Penso che tornare a scuola sia la cosa più importante, però allo stesso modo penso che bisogna vaccinare le persone con più alto rischio, quindi non ho i dati sotto mano per dire chi ha più necessità di essere vaccinato, quindi non mi pronuncio. Vaccinarsi, un atto di responsabilità ma anche di amore. Così il vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, definisce la scelta proprio della vaccinazione, riprendendo le parole di Papa Francesco che ha parlato di una scelta etica. Il suo messaggio oggi durante la nostra edizione straordinaria. Sono assolutamente d'accordo con il Papa che dice parole di grande saggezza e parole di verità. È in gioco la salute di ciascuno, è in gioco la salute degli altri, è in gioco la possibilità di poter tornare ad una vita serena, probabilmente diversa ma serena, senza la continua paura che il virus continui a girare, magari anche attraverso di noi. È un discorso veramente etico e un discorso di amore, davvero, di cura per noi stessi, per le persone che amiamo, per tutte le persone a questo mondo. È un momento in cui possiamo, con un atto di responsabilità e di saggezza, fare davvero il bene nostro e il bene di tutti. Grazie a Dio siamo in una società democratica fatta di pesi e contrappesi, abbiamo un sistema anche di controllo pubblico della validità, della bontà di questi vaccini. Pochi di noi sono tecnici nel campo, io mi devo affidare a qualcuno, mi fido di quello che mi dicono le istituzioni. Lasciamo il tema Covid. Bufera sull'assessore regionale dell'istruzione Elena Donazzan, nei confronti della quale alcune forze di centrosinistra chiedono le dimissioni, oltre che l'intervento della magistratura per apologia del fascismo. Oggetto del contendere l'aver intonato Faccetta Nera l'altro ieri durante il noto programma radiofonico La Zanzara, una breve esibizione telefonica su provocazione dei conduttori Cruciani e Parenzo. Di fronte alla richiesta di scegliere tra il motivo fascista e Bella Ciao, Donazzan ha detto di ricordare la canzone fascista ascoltata in famiglia fin da
piccola. L'episodio è stato segnalato dal coordinamento di Il Veneto che vogliamo, la lista civica che ha appoggiato, ricorderete, Arturo Lorenzoni alle ultime regionali. Dice la nota, questo clima di intollerabile revisionismo che ha ormai sdoganato il fascismo manifesto di una figura istituzionale è il simbolo di una regressione culturale e civile. Il segretario regionale di Articolo 1, invece, Gabriele Scaramuzza, chiede direttamente a Zaia di rimuovere Donazzan dal suo incarico. Adesso il caso dei video in cui si vedono i rifiuti interrati nel corso dei lavori di realizzazione della pedemontana veneta ad Altivala. Abbiamo parlato ieri con anche la nota della Regione che informava subito, allertava i carabinieri del NOE. Arriva una interrogazione urgente al governo da parte del senatore democratico Andrea Ferrazzi. Il caso dei rifiuti interrati ad Altivole durante la realizzazione di un tratto di scarpata della pedemontana veneta arriva in Parlamento. Il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi, capogruppo in Commissione Ambiente e vicepresidente della Commissione Ecomafie, annuncia un'interrogazione urgente al governo. C'è da pensare che qualche criminale, invece di prendere i rifiuti e portarli nei processi, soprattutto se sono rifiuti pericolosi industriali, nei processi necessari dal punto di vista dell'abbattimento della pericolosità, processi che naturalmente costano, semplicemente li prendono e li depositano sotto il terreno dove noi viviamo, con noi, con i nostri figli, risparmiando decine e centinaia di milioni di euro appunto di quattrini e magari anche andando a ingrassare la filiera della criminalità organizzata. È per questo che io porterò non più tardi domani mattina l'interrogazione parlamentare a mia prima firma all'attenzione dei ministri competenti, che sono il Ministro della Salute, il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dell'Ambiente. Il video diffuso in rete sconcerta. Su input della Regione, la struttura di progetto ha già chiesto chiarimenti al concessionario dell'opera e mobilitato i carabinieri del NOE. Per Ferrazzi, al di là dell'episodio singolo, in materia ambientale è necessaria una svolta in Veneto, dove casi di questo genere non sono nuovi. È stato molto interessante che sia stato un cittadino a riprendere direttamente l'immagine e farsi circolare. Ora i mezzi di comunicazione di massa così smart consentono questo e tutte le istituzioni devono essere attentissime. Il Veneto è una regione straordinaria, bellissima, ricca di storia, di cultura, di ambiente, di tradizione. Non possiamo assolutamente concedere ai criminali di far pagare a tutti noi un carissimo prezzo. Nel frattempo, come si diceva nel servizio, è arrivata la prima relazione della struttura di progetto della superstrada pedemontana veneta, relazione al caso, inviata al presidente Zaia. Ebbene, si dice nella nota che sono stati rinvenuti, scavando e trovando quindi i rifiuti, sono stati rinvenuti dei sacchetti vuoti di plastica per calce non in uso nel cantiere. Dovremmo vedere le immagini proprio dei lavori per far emergere, far rinvenire questi sacchetti. Dicevamo sacchi vuoti di plastica per calce non in uso nel cantiere. Il concessionario, si legge nella relazione, si è attivato anche per effettuare la denuncia dell'abbandono dei rifiuti rinvenuti, assumendo accordi con la stazione dei Carabinieri per la giornata di domani. Si attende comunque la conclusione dell'intervento richiesto al NOE e ad ARPAV. I lavori, si dice nella relazione, non subiranno rallentamenti. Prima della conclusione dei lavori della tratta di Pedemontana da Bassano a Montebelluna verranno effettuati tutti gli accertamenti necessari, prosegue il documento, a fugare ulteriori possibili dubbi, richiedendo verifiche a campione da condurre in contraddittorio con il concessionario e con il supporto di ARPAV sulla base della convenzione sottoscritta con quest'ultima per il supporto alla vigilanza ambientale. Quindi la prima relazione è già arrivata sul tavolo del governatore Zaia. Adesso pochi istanti di pubblicità, poi torneremo purtroppo a parlare di razzie in appartamento e andremo a Mogliano Veneto. Rieccoci in diretta il telegiornale di Treviso. Dicevamo la cronaca, a Mogliano l'amara sorpresa di una impiegata che a rientro a casa dopo un paio di giorni di assenza ha trovato l'appartamento messo a soqquadro dai ladri, la sua testimonianza. Un paio di giorni fuori casa, al rientro, la brutta scoperta, appartamento a soqquadro, ladri che entrati dalla porta d'ingresso hanno setacciato camera da letto e bagno a caccia di denaro e preziosi, fuggendo poi da una finestra lasciata spalancata. Il furto nell'abitazione di Federica Broccali, impiegata, mamma di 2 figlie, nel quartiere San Marco a Mogliano Veneto. Ho sentito di furti già capitati in questo periodo nella zona.
ed ero un pochino in ansia, lo ero già, però il fatto che siano venuti proprio in casa mia, sì, dalla sorpresa sono passata un po' alla disperazione e poi la rabbia, adesso un po' di rabbia perché sì, man mano che metto a posto cerco di sistemare un po', realizzo ciò che è accaduto e la rabbia ti viene. I malviventi, come spesso accade ultimamente, non hanno tenuto conto di computer o apparecchiature elettroniche, andando in cerca solamente di preziosi nelle stanze in cui pensavano potessero essere custoditi. Le camere, più che altro, camera mia e il bagno, ecco, e le camere delle mie ragazze, sì, però in realtà non hanno trovato molto, più il disagio che hanno buttato proprio tutto all'aria. Bottino di poco conto economicamente parlando, il danno è principalmente emotivo. Sì, qualche ricordo mio di quando ero piccola, quindi si tratta magari del braccialettino del battesimo o di qualche anellino, è più il valore affettivo, diciamo, il fastidio perché comunque qualcuno ti entra in casa, non si sa chi sia, e rovista e tocca le tue cose, e possono essere vestiti, cassetti, al momento è quello che è un po' per tutti, e più ci si mettono anche questi furti nelle abitazioni, sì, non è piacevole. Un malore improvviso oppure una distrazione? Nella notte un incidente a Castelmino di Resana con un 41enne di Castelfranco che ha perso il controllo della sua Toyota Yaris finita fuori strada e terminando la sua corsa in un fossato. Il sinistro è avvenuto poco dopo le 2, queste le immagini dei vigili del fuoco. Lesioni fortunatamente non gravi per l'uomo, estratto dalle lamiere proprio dai vigili del fuoco e poi affidato agli operatori del SUEM 118. Accertamenti saranno eseguiti da parte dei carabinieri per verificare l'eventuale tasso alcolico del 41enne e anche sui motivi per cui si trovasse ancora in strada a quell'ora, quindi dopo il coprifuoco. Adesso una polemica che rimbalza in questi giorni, lo stop al servizio di recupero della fauna selvatica nel territorio. Le associazioni sono mobilitate con la provincia e la regione che però spiegano si tratta soltanto di una sospensione temporanea. Centro della fauna selvatica di Treviso, aperto solo per 2 ore al giorno, con il servizio di recupero degli animali sul territorio temporaneamente sospeso. Un impasse causato dal passaggio della delega da provincia a regione, con alcune associazioni animaliste e ambientaliste, LAC, LAV, OIPA, Progetto Riccio Europeo e WWF, che minacciano le vie legali. La LIPU, i cui volontari già in questi primi giorni di gennaio si sono trovati nella situazione di non sapere cosa rispondere agli utenti disorientati, spiega di essersi mossa già mesi fa per chiedere di riorganizzare il servizio. Già a settembre avevamo chiesto un incontro per capire se c'era la possibilità di organizzare il centro di recupero fauna selvatica oppure addirittura di formare un sodalizio, con un sodalizio di associazioni, di formare un'altra associazione che si occupasse direttamente di questo assieme a un veterinario. Non siamo mai stati convocati, stiamo attendendo che la Regione Veneto decida il da farsi, ma nel frattempo i giorni passano e la fauna selvatica non ha nessuno che se ne occupi. Il presidente della provincia Stefano Marcon fa sapere che per coprire questo servizio di recupero si è avviato un dialogo proprio con le associazioni, ma è di fatto la Regione ora a doversi prendere carico del tema. Raggiunto al telefono, l'assessore Cristiano Corazzari conferma che Treviso è uno dei 3 centri dedicati alla fauna selvatica su cui la Regione sta continuando a investire. Noi abbiamo già provveduto a prendere contatti con la provincia di Treviso affinché sia ripristinato nella piena operatività il servizio nel più breve tempo possibile. Sicuramente c'è un'attenzione particolare da parte nostra rispetto a tutto il tema della fauna selvatica. Abbiamo quest'anno destinato delle somme al riguardo del bilancio, addirittura la previsione di bilancio è il doppio dell'anno scorso, abbiamo destinato 180.000 euro per questa finalità, quindi l'impegno della Regione c'è, è massimo, resta il fatto che serve la collaborazione anche delle province, stiamo quindi predisponendo un percorso affinché la piena operatività sia data senza interruzioni e appunto in modo tale da dare risposte continuative.
Il lutto nel mondo del giornalismo e della cultura trevigiani, veneti e non solo, per la morte di Vittoria Magno, scomparsa ieri sera a 90 anni nella casa di riposo Casa Mia di Dosson di Casier. Fu la prima donna in Veneto assunta in un quotidiano, una vita trascorsa al Gazzettino, dalla redazione di Treviso a quella centrale di Mestre. Ha insegnato questo mestiere, questa professione a generazioni di giornalisti. Ricordo in una nota del governatore Zaia che dice: in un'epoca in cui la professione giornalistica è sempre più rosa, l'esempio di Vittoria Magno è destinato ad essere ricordato come un modello. Pur figlia di anni in cui per una signora sarebbe stata già una conquista l'ingresso in una redazione, dimostrò grandi capacità professionali oltre che nella cronaca, nell'arte, nella cultura, nell'enogastronomia, unendo la proverbiale spirito, eleganza e ironia. E conclude Zaia: non posso dimenticare un impegno non meno importante di Vittoria, la sua presenza fino in tarda età all'ospedale Cafoncello di Treviso come volontaria ospedaliera al servizio dei degenti. Torniamo in città. Il disagio per i danni causati dalle radici degli alberi è una segnalazione allo Dico ad Antenna 3, accade a Santa Maria del Rovere. Abito qua in via 55 Fanteria da una vita, perciò sti alberi li ho visti crescere e conosco tutti i difetti che comportano e i danni che causano. Santa Maria del Rovere, via 55esimo Reggimento Fanteria. I residenti di una delle palazzine che punteggiano il quartiere hanno chiesto l'intervento delle nostre telecamere per documentare i danni causati, in questo caso all'impianto fognario, dalle radici degli alberi che delimitano la strada. E sollevano tutto, marciapiedi, le fognature, hanno stritolato i tubi e noi siamo circondati con di più. Oltre appunto sti danni, ci sono anche danni alle grondaie perché sono sempre piene di foglie. Noi non possiamo permetterci ogni anno una ditta che venga col sollevatore, pulire le grondaie e tutte le foglie che cadono a quintali. Dobbiamo pagare per raccogliere, dobbiamo pagare per farle portare via. La fognatura l'hanno completamente distrutta. Noi ovviamente per quel che riguarda la cura del nostro condominio ne rispondiamo perché è di nostra proprietà. Sarebbe giusto che anche il comune dalla parte della proprietà che ha, che è quella degli alberi, visto anche che ci sono i comitati che li difendono eccetera, si condividano anche le spese di quelli che sono gli inconvenienti che creano. Il quartiere è oggetto di un intervento di riqualificazione nell'ambito del bando periferie. Il comune ha ridotto e di molto il numero degli alberi di cui era previsto l'abbattimento, e questo su richiesta di comitati e liberi cittadini. Ma non abitano qui e perciò non sanno le problematiche che danno e hanno deciso di tenerli, però questi non sono alberi da tenere in mezzo alle case. Torna dopo la pausa natalizia la rubrica a cura di Lucio Zanato, rubrica domenicale dedicata agli oggetti della nostra storia. Allora ripartiamo da una delle fontane del capoluogo per spiegare un falso storico, ma soprattutto per spiegare perché Treviso è donna. Sentiamo. Questa statua con Treviso non c'entra niente perché sono Trevisi di uomo, barbuto, oltretutto io farei il quarto, con tanto senno, però Treviso non ha mai avuto una statua che la rappresentasse o di cui si parlasse che non fosse una statua con Trevisi di donna. È dunque un falso storico questa fontana davanti al municipio di Treviso. 3 uomini barbuti scolpiti pare verso la fine dell'Ottocento che nulla hanno a che spartire con i Trevisi, da cui Treviso. Una storia che ci riporta indietro nel tempo quando il villaggio tra Sile e Cagnano era un insieme di isolotti collegati da ponti o dall'apporto nei secoli dei detriti dai fiumi. Qui probabilmente, dove oggi c'è la torre di Trecento, 2000 anni fa c'era una statua. Allora il Malimpensa nel 1546 ha fatto alcune immagini, diciamo così, anche un po' a fantasia della Treviso, dello sviluppo progressivo della città di Treviso. Però diciamo che in queste prime, soprattutto la prima e la seconda, ci sono delle figure di donna, questa figura di donna sopra una torre che poteva essere anche su una porta al limite, non si sa bene perché sono immagini, però si riferisce sempre a una figura di donna ed è associabile a una mitologia greca e pre-greca addirittura, sostanzialmente Ecate, la dea, diciamo così, che presiedeva i trivi, gli incroci, quella che poi i romani hanno chiamato Trivia.
Tra l'altro, nella mitologia pare che Ecate sia la dea delle maghe e degli stregoni, mentre nell'esoterismo accompagnerebbe l'umanità nelle 3 strade: la vita, dalla nascita alla morte, l'intelletto, nell'apprendimento, e la fede, dalla materialità giovanile alla spiritualità degli anziani. Di certo, una città dedicata a questa dea rende Treviso ancora più misteriosa, ma soprattutto seducente. Possiamo dire insomma che Treviso è donna, è femmina? Ma io spererei che fosse anche di buoni costumi, oltretutto. Per una rubrica che ritorna, una rubrica che salutiamo, che si conclude oggi. Parliamo del tuo presepe nella settimana che ha visto arrivare l'Epifania. Oggi l'ultimo appuntamento con i vostri presepi. Allora chiudiamo con le creazioni di Alberto Bergamo di Treviso, Amedeo di Colle Umberto, Katia di Santa Bona, Emanuele Casagrande di San Pietro di Feletto, Lino Sponchiado di Carbonera e poi Lorenzo, Giacomo, Leonardo e Beatrice di Zero Branco e infine Lucia Bavaresco di Piavon di Oderzo. Vi ringraziamo tutti per i tanti presepi che sono arrivati in queste settimane. Allora con queste immagini ci salutiamo e vi lascio il meteo. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Pressione in aumento al nord, tempo decisamente stabile, ma il clima risulterà ancora piuttosto freddo a causa di correnti nord-orientali che faranno calare ulteriormente le temperature. Il dettaglio di lunedì 11 gennaio. Sul Veneto ancora condizioni di tempo asciutto, lo vediamo dalla grafica, il contesto sarà quello di una giornata ampiamente soleggiata, il cielo si presenterà sereno o velato su tutte le province, venti di Bora in attenuazione. Temperature ampiamente sotto zero un po' dappertutto, valori massimi invece fino ai 4 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà sostanzialmente la stessa. Non mancherà la presenza del sole, il cielo sarà sereno solo con qualche innocuo addensamento. Temperature minime fino a meno 4 gradi, massime invece sui 3-5 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, anche qui sarà una splendida giornata all'insegna del sole senza nubi dappertutto.
Temperature minime piuttosto rigide, massime fino ai 2-3 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.